La città di Sora ha celebrato solennemente il 20° anniversario della scomparsa del maresciallo capo Luca Polsinelli, il giovane alpino sorano caduto il 5 maggio del 2006 in un attentato terroristico a Kabul, in Afghanistan. Le cerimonie sono iniziate al Palazzetto dello Sport cittadino, a lui intitolato, con i saluti istituzionali, alla presenza della famiglia Polsinelli, di numerosissime autorità militari e civili e delle associazioni combattentistiche. Hanno salutato i presenti il sindaco Luca Di Stefano, la consigliera delegata all'istruzione Francesca Di Vito, il tenente colonnello Federico Salvador per il 9° Reggimento Alpini dell'Aquila, Virgilio Franco in rappresentante dell'ANA Gruppo di Sora. Il primo luogotenente Johnny Ciullo ha dato lettura del messaggio inviato per l'occasione dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Oggi è una giornata importante per la città di Sora, è una di quelle giornate in cui una comunità si deve fermare per ricordare. Sono passati 20 anni dal 5 maggio 2006 in cui il maresciallo capo Luca Polsinelli perse la vita in un attentato a Kabul e il comune di Sora insieme alla famiglia in questi 20 anni ha sempre voluto tenere alto il ricordo del maresciallo capo e soprattutto dell'esempio e delle sue virtù. Quindi oggi lo ricordiamo in questa bellissima giornata nel Palasport dedicato a Luca Polsinelli insieme a tanti giovani e poi successivamente andremo presso il cimitero comunale di Sora per la commemorazione. Quindi Sora è orgogliosa del maresciallo capo Luca Polsinelli e continuerà negli anni a ricordare e a commemorare la sua figura. Una giornata memorabile, un ricordo indelebile, 20 anni dalla scomparsa del maresciallo capo Polsinelli. Come delegata alla pubblica istruzione mi fa piacere avere questa grande partecipazione dalle scuole dei nostri istituti comprensivi alle scuole paritarie e addirittura quest'anno abbiamo inserito anche le scuole secondarie di secondo grado, e proprio perché è un momento di raccolta, un momento che fa capire ai nostri giovani cosa è il valore, il sacrificio, e solo Luca Polsinelli ci può dare un esempio di vita grande come questo. Durante la cerimonia, presentata da Ilaria Paolisso, si è svolta la premiazione della 17ª edizione del concorso Luca Polsinelli, un uomo, un alpino, una vita donata, rivolto a tutti gli studenti degli istituti scolastici della città di Sora. Gli elaborati in concorso sono stati valutati dalla giuria di altissima qualità, il presidente Lucio Meglio, la professoressa Diana Carnevale ed il professor Giuseppe Ruggeri. Sono state assegnate in quest'ambito diverse menzioni speciali. Per l'elaborato Buio di guerre, tracce di Luca, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Sora 2, Scuola Carnello. Menzione per l'elaborato Il cammino di Luca, della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Rosati, classe seconda A. Elaborato L'albero della vita, radici di memoria, rami di futuro della classe quarta, sezioni A, B, C e D della scuola primaria Carbone. Elaborato Coradeo, il coraggio e la capacità di affrontare la realtà con il cuore della classe quinta della scuola primaria Beata Maria De Mattias. In seguito i premi dedicati alle scuole primarie. Per l'ambito arti figurative e tecniche varie, elaborato Impronte di pace, piccole voci verso l'orizzonte della classe seconda C della scuola primaria Achille Lauri. Per le scuole secondarie di primo grado, in ambito letterario, è stato premiato l'elaborato Lettere dal fronte, segni e sogni di pace della classe terza E della scuola secondaria di primo grado Facchini. Per l'ambito arti figurative e tecniche varie, primo premio ex aequo all'elaborato Orme di pace delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Rosati, con l'elaborato a te soldato della classe seconda B, scuola secondaria di primo grado Facchini. Per le scuole secondarie di secondo grado in ambito letterario, il primo premio all'elaborato Sotto il cielo ed oltre il deserto della classe quarta B del liceo classico Vincenzo Simoncelli. Per l'ambito delle arti figurative e tecniche, primo premio ex aequo all'elaborato Frantume dell'alunna Emma Daniela Pintori della classe quinta B del liceo artistico Valente,
con l'elaborato Il coraggio della pace sulle orme di Luca Polsinelli della classe terza B del liceo artistico Valente. Difficile per la famiglia Polsinelli la scelta degli elaborati da premiare e così hanno dato 4 premi ex aequo. Un premio famiglia Polsinelli all'elaborato Cor Hadeo, il coraggio e la capacità di affrontare la realtà con il cuore, della scuola primaria Beata Maria De Mattias, classe quinta. Altro premio all'elaborato Impronte di pace, piccole voci verso l'orizzonte della classe seconda C della scuola primaria Achille Lauri. Primo premio ex aequo all'elaborato Lettere dal fronte, segni e sogni di pace della classe terza E della scuola secondaria di primo grado Facchini. E primo premio ex aequo all'elaborato Il coraggio della pace sulle orme di Luca Polsinelli della classe terza B del liceo artistico Valente. Il 20° anniversario della morte di nostro figlio, il maresciallo Luca Polsinelli, che è andato in missione carico di principi, di principi sani, di vita. Non era, seppure in armi, autentico portatore di pace. È andato, ha speso energie, ha dato la vita per degli ideali che lui liberamente ha scelto e che noi rispettiamo in pieno. E oggi siamo contenti di essere qui a parlare della sua memoria, a tenerlo in vita per il gesto che ha fatto e per quello che ha dato alla patria. Io ringrazio tutti voi, perché noi andiamo avanti per la memoria, perché Luca, noi la memoria di Luca l'abbiamo affidata ai ragazzi, perché i giovani lo ricorderanno sempre per il suo gesto e per la sua determinazione e per quello che ha fatto. Quest'anno il tema era il coraggio. Abbiamo lanciato questo concetto che sembra facile nella sua definizione, invece è un concetto molto polisemico, perché i ragazzi e le ragazze lo hanno inquadrato nel significato di coraggio morale, coraggio civile, coraggio etico, oltre che coraggio fisico. E negli elaborati, che quest'anno per la prima volta dopo tanto tempo provengono da tutti i gradi di istruzione, è stato pienamente colto il messaggio, ossia Luca non rappresenta soltanto una figura di coraggio fisico, ma di coraggio morale, di coraggio sociale, ossia di prossimità, di vicinanza al prossimo, di aiuto 20 anni fa in un contesto difficile come era quello dell'Afghanistan, che va ricordato anche in un periodo storico dove abbiamo visto anche la memoria a volte viene ad essere dimenticata. Ecco, gli elaborati lo hanno esaltato. È stato difficile, però in tutti, che sono stati tutti bravissimi, abbiamo colto questo filo comune, e quindi mi auguro che da questa 17ª edizione possa non solo incrementarsi nel numero degli elaborati, ma anche rinsaldarsi sempre di più questa memoria attorno alla figura di Luca. La cerimonia è stata impreziosita dalle esibizioni del coro alpino Padre Mario da Castelvecchio Subequo, in provincia dell'Aquila, diretto dal maestro Vincenzo Vivio. A seguire, all'interno del cimitero comunale, ha preso il via il secondo momento della cerimonia, presenziato dal sindaco Luca Di Stefano. Sono stati resi gli onori militari in armi con la deposizione delle corone presso la tomba monumentale del maresciallo capo Luca Polsinelli, ed a seguire, nella cappella del cimitero, è stata celebrata la Santa Messa.